Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'Analisi. Tra pochi giorni, il 6 giugno, farà il suo debutto sulle rotte Olbia-Civitavecchia e Olbia-Livorno una nuova nave, ma stavolta non sarà targata Tirrenia, Moby, grandi navi veloci, né Saremar, che sarebbe il marchio che contraddistingue la flotta regionale sarda, la Criti. Questa è la nave, è il frutto infatti di una scommessa messa su, giocata da un gruppo di imprenditori turistici che hanno visto negli ultimi tempi crollare il loro volume d'affari a causa del caro traghetti, che ha comportato ovviamente un notevole calo di presenze turistiche in Sardegna. Quindi l'idea è stata quella di risolvere il problema alla radice, noleggiare una nave e imporre tariffe molto più abbordabili. E per parlare di tutto ciò con noi in studio oggi c'è Giampaolo Scano, che è il presidente del Consorzio Operatori Turistici di Santa Teresa, dal quale è partita un po' questa idea. Benvenuto. Buonasera. Allora, prima di tutto ci interessa sapere come e quando è partita l'idea e se è stata più il frutto della disperazione o dell'intraprendenza. Ma un po' tutte e due. L'idea è nata a ottobre dell'anno scorso, dopo 2 stagioni di sconforto, in base alle quali abbiamo perso mediamente anche il 50% degli arrivi, delle presenze in tutta l'isola, comunque nel nord Sardegna, nelle nostre strutture, gli alberghi, le case vacanze, le agenzie, appunto i campeggi. Questo ha indotto un gruppo di persone, perché l'idea è nata a Santa Teresa, a tentare di dare una risposta e quindi a fare tutti i passi che si vogliono fare per noleggiare una nave. E facendo questi piccoli passi siamo arrivati oggi a una realtà che è anche felice, tra l'altro. È che il 6 giugno, come detto, farà il suo viaggio inaugurale. Quanto si paga, Scano, per viaggiare sulla Criti? Mettiamo 2 persone con auto al seguito, quanto pagano? Dunque, le tariffe sono articolate, percentualmente vanno dal 20 al 50% in meno rispetto alle altre compagnie. Abbiamo dei appunto paragoni perché li confrontiamo appunto ogni giorno. A giugno addirittura faremo una proposta eccezionale per l'arrivo della nave, in cui gli operatori daranno gratis per 3 giorni le loro strutture e appunto le telecamere, pur pagando il biglietto a chiunque si vuole presentare. Questo per dare anche proprio una risposta a una campagna di immagine, per far venire appunto la gente, che comunque è positivo. Ecco. Un lancio promozionale, certo, insomma. Esatto, sì. C'è anche da dire però che non tutti i biglietti saranno a disposizione, insomma, del libero mercato dei passeggeri, no? Una quota mi pare che l'abbiate proprio riservata, certo, a chi viene a soggiornare da voi. Quanto ammontano queste quote? Sì, l'idea è nata appunto di coinvolgere tutti i ricettivi della Gallura e comunque di chiunque in Sardegna si volesse fare avanti, per trovare proprio della clientela da indirizzare in coloro i quali hanno aderito a questa iniziativa. Ecco perché è nata questa società consortile a responsabilità limitata che si chiama Go in Sardinia, e in questo momento siamo circa al 60% di copertura della nave. Il resto invece è affidato al mercato libero. Senta, è un'idea che è nata in Gallura fondamentalmente, in particolare a Santa Teresa, come si diceva, ma poi ha raccolto adesioni anche in altri territori diversi dalla Gallura. Quante imprese finora hanno aderito a questa iniziativa? In questo momento siamo circa 65 aziende che hanno circa 130 quote di capitale sociale, e le aziende sono rappresentate da territori che vanno da Alghero fino a Siniscola, e anche abbiamo 2 aziende dell'isola di Sant'Antioco. Quindi anche a sud della Sardegna. Certo. E il meccanismo come funziona? Cioè, chi intende aderire, cosa spende e che cosa ricava? Allora, una quota di capitale sociale che costa 500 euro dà diritto a dei passaggi nave per tutta l'estate, quindi la possibilità di vendere ai propri clienti in esclusiva il passaggio a delle tariffe che sono pari per tutti, che noi abbiamo voluto che siano appunto low cost, proprio per dare una risposta al mercato che ci è mancato in queste 2 stagioni. Ecco, avrete sicuramente fatto un piano economico. Quante persone contate di trasportare in questo periodo da giugno a settembre?
E noi abbiamo fatto un calcolo di riempimento per andare in noleggio attivo a fine stagione con il 30% del riempimento della nave a giugno-settembre e il 58% a luglio-agosto. Questo dovrebbe dare intorno alle 70-80 mila persone in entrata e poi in uscita per tutta l'estate, ma siamo fiduciosi che potremo superarle abbondantemente. Il vostro break-even, cioè il punto nel quale insomma, andrete in pareggio, qual è? E quindi è appunto il 58%, Il 58%. 58% sì, nei 2 mesi centrali che lo supereremo e il 30% nei 2 mesi appunto di spalla. Costo totale dell'operazione? Il costo totale dell'operazione è intorno agli 8 milioni per i quali noi ci auguriamo di incassare appunto intorno ai 9, e quindi avere una base per ripartire subito dopo fine stagione per l'opzione di un'eventuale seconda nave, secondo però le aspettative e le richieste che ci porranno gli operatori ricettivi sardi. Senta, siete entrati in un settore che finora per voi era del tutto estraneo, quello dei collegamenti marittimi, però ci siete entrati, quindi probabilmente qualche meccanismo state già cominciando, no, ad assorbirlo, a capirlo. Le volevo chiedere questo, le compagnie tradizionali, giustificando il caro traghetti, hanno sempre detto che molto dipende dal costo del carburante. Da quello che state sperimentando voi, è realmente così? Sicuramente il carburante è circa il 40% dell'operazione dei costi. Questo però non giustifica il discorso del caro traghetti. Noi comunque partiamo dal ragionamento che per noi la nave non è un guadagno ma è un servizio per portare gente in Sardegna e principalmente affinché possibile nelle nostre strutture. E comunque sia ci si può anche guadagnare ma senza appunto calcare come hanno fatto negli ultimi 2 anni e che è stato il tracollo della nostra stagione turistica. Ecco, si è sempre detto che le compagnie private nei collegamenti tra la Sardegna e la penisola hanno fatto cartello negli ultimi tempi. È esattamente così che stanno le cose? La risposta la darà il 19 giugno la commissione che si è riunita per l'antitrust che eventualmente darà delle sanzioni. Noi sappiamo che c'è stato un ricorso fatto dalla Regione Sardegna, dalla Regione Liguria e dall'Associazione dei consumatori e quindi sarà quella la risposta definitiva. Poi i fatti parlano da soli. State dando vita a un'operazione molto interessante da diversi punti di vista, anche perché unire le forze tra gli imprenditori, creare consorzi in Sardegna, insomma, non è mai stato facile, insomma, la nostra economia e il modo in cui si è sviluppata in questi anni parla chiaro. E state sfidando anche una situazione consolidata nel settore dei trasporti marittimi. Le chiedo quali sono le maggiori incognite di questa operazione? Ma sicuramente il discorso di questa situazione ci ha fatto crescere e maturare, quindi è nata una squadra e anche un'idea che io mi auguro che si propaghi per tutta l'isola, principalmente nel settore dei trasporti, perché questo è un discorso che riguarda molto ad esempio gli auto trasporto. Esatto, e quindi che cosa succede? Che se noi abbiamo avuto un'idea, questa idea appunto va in porto secondo quello che abbiamo previsto fino a fine stagione, perché loro non possono fare la stessa cosa, si organizzano e si noleggiano 1 o 2 navi per sopperire al caro traghetti che loro li strangola ancora di più. Quindi lei dice può essere un esempio che può essere adottato anche da altre categorie, non soltanto quella turistica ma anche quella del trasporto merci. Oltre le incognite, ci sono state difficoltà in questo vostro start-up dell'iniziativa? C'è qualcuno che vi ha consigliato di lasciar perdere? Tutti, però hanno visto la nostra umiltà, il nostro entusiasmo e ci hanno accompagnato in tutti i vari settori dove ci dovevamo appunto presentare per chiedere il permesso, dalle autorità appunto portuali, alle agenzie marittime, al broker che ci ha procurato appunto la nave e agli assicuratori. Hanno visto in noi una certa genuinità e siamo stati fortunati perché ci hanno accompagnato proprio delle persone giuste fino al compimento di quella che è l'attuale situazione, che noi siamo pronti
appunto a partire. Certo. Come state sfruttando il web che negli ultimi anni si è trasformato insomma, nel vero e proprio protagonista del mercato delle vacanze, ormai è lo strumento principale insomma, per costruire la vacanza in tempo reale? Ma sicuramente il web rappresenterà quasi la metà del nostro fatturato. Ciò nonostante il tour operator che abbiamo creato per l'occasione, che opera a Santa Teresa, che in questo momento vede 6 persone da mattina alla sera rispondere al telefono, è in difficoltà per un eccesso di domanda. Ci lusinga, però ci stiamo strutturando per poter rispondere a tutti. Che cosa pensa delle politiche create dalla Regione, parlo in particolare della flotta sarda, per cercare di superare il problema drammatico del calo delle presenze turistiche in Sardegna? Si poteva fare meglio? Ma idealmente il concetto è giusto. Sicuramente ci ha abbandonato il governo quando ha svenduto la Tirrenia e penso che qualche passo falso l'abbia fatto la Regione Sardegna, che non ha saputo diventare protagonista, ma anche perché si è trovata a cose fatte. Probabilmente su queste cose tocca ragionare più diciamo, da sardi, da cittadini, senza vedere delle dietrologie. Senta, facciamo un passo avanti. Se l'operazione Criti, chiamiamola così, Go in Sardegna, dovesse andare bene in questo periodo estivo nella quale parte, appunto, secondo lei c'è la possibilità che si possa ripetere e magari ampliare in un futuro prossimo? Io penso e mi auguro di sì. Spero che la Regione ci dia una mano anche per interagire diciamo, con tutto il territorio, per fare appunto un progetto che è quello che potrebbe essere il nostro Dico in Sardegna, l'embrione della flotta sarda, come dice sempre il presidente appunto Cappellacci. Ecco, quindi sono convinto che le due cose non contrastano, ma al contrario. Quindi non avete avuto sovvenzioni o aiuti comunque dalle istituzioni? Assolutamente. Cioè, nonostante la Regione, come si sa, aiutino anche le compagnie aeree low cost per portare i turisti, con voi non è successo altrettanto? No, in questo momento niente, abbiamo avuto dei primi abboccamenti la settimana scorsa sul quale eravamo molto scettici, invece sembra che abbiamo suscitato entusiasmo negli uffici della Regione, però aspettiamo ancora appunto dei fatti, ma ci aspettiamo soprattutto della collaborazione. Bene. Abbiamo il tempo per ricordare qualche numero, quindi il 6 giugno parte la nave Criti 1, si chiama, è una nave giapponese, però... Della compagnia greca ANEC. Di una compagnia greca, ci diceva anche fuori microfono, arredata molto bene, quindi sarà forse anche un piacere viaggiarci. Porterà 1500 passeggeri e 600-700 auto alla volta. Le prenotazioni stanno andando a gonfie vele, quindi non mi resta che farvi bocca al lupo classico per questa avventura. E poi insomma ci rivedremo per tirare magari le somme a fine stagione. Grazie per aver partecipato all'analisi Giampaolo Scano. Grazie a voi. Grazie a voi, buona serata. Grazie.